A distanza di 8 punti titola testa coda, ma le vittorie di settimana scorsa titolano salute per entrambe. Amici di Sport Sicily, buon pomeriggio dallo stadio Licauli di Piana agli Albanesi. Settima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Un buon pomeriggio da Federico Caldarella sotto la pioggia dello stadio Licauli. Scendono in campo San Giorgio Piana e Casteldaccia, due squadre come detto in salute, perché il Casteldaccia, anche se si ritrova in una posizione scomodissima di classifica, come peggio non si potrebbe, cioè l'ultimo posto in classifica, i primi e unici 3 punti di questo campionato li ottenuti proprio nella scorsa gara in casa col Castellammare, dato un colpaccio dal punto di vista dei pronostici all'andata. Stesso risultato 1-0 contro una squadra tosta, rognosa come il Marsala per i ragazzi di Mister Chinnici. Stretta di mano, diamo lettura alle formazioni adesso perché ci sono tante assenze per il San Giorgio Piana, che si schiera ormai con la consueta, possiamo dirlo, difesa a 3. In porto ovviamente c'è Lamin, Sisè e poi Chinnici, Tricoli e Visconti formano il trittico difensivo. Iantus, Bonamaison, Scalisi e Miliziano e Cintoro sono i 5, la schermaglia dei 5 alle spalle di due grandissimi attaccanti, Balistreri e Maltese. L'11 e il 9 saluti ovviamente sotto la curva dei tifosi alberesce. Casteldaccia invece con la maglia di casa, che vuole venire qua a fare la partita contro una formazione sempre ostica quale il San Giorgio Piana. Siamo già pronti per partire. La pioggia è diminuita ma non ancora del tutto. Aspetta signore. E siamo pronti per partire. Aspetta. Prima bisogna regolare ovviamente il discorso panchine, dopodiché si partirà. Si parte adesso, cronometro che gira, primo pallone del Casteldaccia, con la palla larga a cercare il movimento di Rosario Arcoleo, che però subito a spedirla avanti, ovviamente non trova un compagno che andava alla parte opposta. C'è Visconti come braccetto di destra nella difesa di Chinnici. Lancio lungo in profondità a cercare il movimento di Pietro Balistreri, alzano la mano i difensori del Casteldaccia anche per un fuorigioco che non viene fischiato, ma comunque la palla esce in out, fallo laterale per i Granati. Occhio Giorgio, dove siete Mario? Rimessa battuta male e che passa alla compagnia di casa con Giorgio Chinnici, capitano oggi, che ha deciso con un gol la sfida contro il Marsala in trasferta. Pallone a cercare Balistreri, sponda su cintura che se la viene a prendere quasi da centrocampista, poi sombrero elegante in una zona in cui non si dovrebbero fare queste cose, di Giorgio Chinnici, che poi si appoggia su Visconti. Tricoli allarga bene per Miliziano che si abbassa, non è buono il controllo, allora occhio al Casteldaccia che può imbastire la prima azione di questa partita d'attacco. Arculeo, arrivata la chiusura ottima di Scalisi che va aggressivo in pressione e chiama i suoi ad essere aggressivi. Spizzata e palla che finisce in avanti, poi occhio al salto di testa, va a staccare Tricoli, c'è l'anticipo, poi l'imbucata dentro a cercare il numero 10, cioè Messina. Visconti mette fuori, arriva a prendersi la Balistreri, contenuto, la gira molto bene la zona di Scalisi che va al lancio lungo, sporcato, quasi diventa buono per il Maltese e poi dall'altra parte arriva la chiusura da parte di Alessio Fuschi che allontana. Lancio lungo a cercare Danny Mocciaro che lotta ancora con Tricoli, forse con Chinnici, anzi forse c'è fallo del numero 9 come avrebbe avuto la tribuna sempre calda Alberesce. Poi gran lavoro di Bonamaison che non basta perché arriva in soccorso Alessio Fuschi, prende il fondo, va al cross e il Casteldaccia con gran vigore, gran tenacia conquista il primo corner della partita. Attacco è formato da Danny Mocciaro e Sferruzza.
che sbraccia in aria con Tricoli. C'è un mismatch fisico. Va a battere proprio Fuschi, il calcio d'angolo lui che si è procurato. Occhio al corner di Fuschi e ai movimenti di Messina e Moccia, pallone basso a cercare il tocco del numero 2 Giovanni Gambino, che ha cercato addirittura il colpo di tacco, una cosa complicatissima, soprattutto col terreno uggioso di questo pomeriggio. Adesso è tornato dietro anche Vincenzo Prestigiacomo, primo rinvio dal fondo per la Minsisè. Chinnici apre su Francesco Cintura, ha un po' di campo, anzi buona Maison, deviazione e poi pallone allontanato. Alzato il campo di testa Tricoli con sicurezza, classe 06, uno dei talenti nel roster rossonero. Pallone largo ma sbagliata la misura da parte di Jantus, poi ha provato a correre qui su questo pallone Giovanni Sferruzza, ma non può arrivare. Chinnici va al lancio lungo dalle parti di Miliziano, che controlla bene, cerca il movimento di Scalise, inserirsi con la staccarsi di Balistreri in una palla un po' metà strada. Buon il controllo qui di Mocciaro, c'è il tocco di mano di Jantus che ha perso questo duello, però interessante finora il lavoro degli attaccanti del Casteldaccia. Matti pronto qua, Matti pronto qua. Matti in mezzo, Matti. Stringi il campo, stringi il campo. Gambino allargato a destra. Pallone alzato in direzione di Mocciaro, poi contenuto bene Sferruzza, Bisconti contatto e l'arbitro indica subito il dischetto. 4 minuti 37 secondi, prima svolta della gara. È stato bravissimo nel lavoro corpo a corpo Giovanni Sferruzza. Bisconti in ritardo, sicuramente non più dell'intervento, e dopo quasi 5 minuti penalty per gli ospiti. Bellissimo il lavoro di Giovanni Sferruzza. E prima svolta della gara. Ali Cauli. Le proteste di Bisconti, anche quelle di Chinnici, che da capitano, da uomo di responsabilità, va a parlare con il direttore di gara. Ma l'arbitro è arrivato convintissimo, non ha esitato un attimo e ha concesso il calcio di rigore. È arrivato nettamente prima Sferruzza, su questo non c'è dubbio. Poi si può discutere quanto vogliamo. Sferruzza al dischetto contro la Minsisè, i fischi della tribuna dell'Icauli. Provano a caricare il loro portiere i ragazzi del San Giorgio. Sferruzza contro Lamin. Rincorsa di Giovanni Sferruzza! Aveva intuito la Minsisè, ma non basta. Il Casteldaccia va in vantaggio dopo 6 minuti col suo numero 10 Giovanni Sferruzza, ed esultanza in panchina, perché questo ovviamente è un gol pesantissimo e che arriva in avvio di gara. Era stato comunque molto bravo la Minsisè a indovinare l'angolo, ma non basta, perché la palla viene messa perfettamente all'angolino da Giovanni Sferruzza. Stappa la partita al 6° minuto. Il Casteldaccia abietta una squadra in salute. Un po' ingannevole il fatto che sia alla coda della classifica con su scritto Casteldaccia 3, perché è una squadra che ha cambiato tanto, soprattutto a livello psicologico, e lo fa capire questo pomeriggio. 1-0 Casteldaccia. Tra l'altro San Giorgio che ha vissuto una situazione burocratica extracalcistica un po' più complicata tra la scorsa, in realtà tra le settimane precedenti, ma soprattutto questa, perché è arrivato la sentenza al momento. Accettato il ricorso del Marineo, che ha vinto il ricorso richiedendo la ripetizione della partita su un errore arbitrale. Poi c'è stato un controricorso da parte del San Giorgio, vedremo come ci si comporta. Quindi al momento il San Giorgio è
una partita in meno, adesso sta giocando la sesta, ma comunque una partita in meno rispetto alle altre. Cross in mezzo! Interessante di Miliziano a cercare la testa di Scalisi, che si era inserito perfettamente arrivando da dietro. Pallone alto, immediata la reazione della formazione del Beresce. Bello il cross di Miliziano e bello l'inserimento di Scalisi, che ce l'ha queste caratteristiche ed è arrivato perfettamente in mezzo ai due attaccanti del San Giorgio. È lunga. Vuole andare rinvio lungo Marra. Va al rinvio Simone Marra a cercare la testa di Rosario Arcoleo, che prova a riprenderla, poi Miliziano senza mezzi termini sciabola in avanti, non c'è nessuno a raccogliere anche se ci crede su questo pallone. Bonamaison che quasi, anzi Maltese, pardon, Senza fallo! protezione Senza qui fallo! da liberarsi di questo Dai! pallone, e lo fa rimessa per Castellaccia, che continua a insistere nella pressione aggressiva. Bel lavoro di Gambino qui. Arcoleo su una palla vagante, la gioca benissimo largo alle parti di Alessio Fuschi, che è rimasto alto. Pallone in verticale, Chinnici tappa il buco, Cintura deve arrivare prima su questo duello aereo, arriva prima e bene anche Alessio Fuschi, che mette in fallo laterale. Ha girato Iantus, ha girato Bisconti anche dalle parti di Miliziano, viene incontro Maltese, Miliziano non rischia stavolta la palla in verticale, torna da Bisconti che, come solo il fallo a rigore, trasformata a Struzza. Qui ha prolungato bene Bonamaison, dall'altra parte arriva Cintura, che non si aspettava la spizzata dell'ex centrocampista del Geraci, quindi fallo laterale per il Casteldaccia. Spizzata di Fuschi, Triccoli gioca male questo pallone e il Casteldaccia guadagna metri ancora. Partita che si è messa subito in salita per i ragazzi di Filippo Chinnici, che hanno però avuto subito una grande reazione con il colpista di Scalisi, che si è spento alto di poco sopra la porta di Marra, che nonostante il meteo avverso questo pomeriggio la tribuna di Caoli non esita a tambureggiare. Rimessa lunga del capitano, poi allontana Triccoli. Palla uscita, adesso viene riportata in campo, ne arrivano due e rimessa ancora affidata a Prestigiacomo. Si avvicina Fuschi, va dentro Sferruzza, Triccoli allontana, anzi Iantus. Chinnici, pallone in verticale, pallone su cui alza il campanile Gambino. Poi bel duello aereo, lo vince Miliziano. Bonamaison tocca, stavolta arriva puntuale Cintura che prova a sgasare. Bel recupero di Fuschi, questo sarà un bel duello tra due velocisti su quella corsia. Colpo i testi di Triccoli, si stacca dietro Bisconti e fa bene, e poi non rischia e va dietro di testa dalla Minzise, che sta per fare un miracolo sul rigore però perfetto di Sferruzza, che è rimasto freddissimo in partite così e contro un portiere che ha esperienze sui calci di rigore. È scattato Scalisi, c'è il contenuto perfetto di Rosario Arcoleo, che è andato a ripiegare su questa situazione. Sarà rimesso al fondo per il Casteldaccia, che per ora è stato attento, concentrato, uomo su uomo. Dai Mario! Oh Cristian! Dai Michele! Signore, oh signore! C'è Pucci come mediano. E poi le due mezzi ali teoricamente sono D'Amico e Arcoleo molto alte, così come gli esterni. Oh signore, che dobbiamo fare? Va al rinvio Marra. Si lamenta già per le perdite di tempo Chinnici. Di testa Scalisi, Balistreri, ottima la sponda per Iantus, che a due tocchi prova
a sfoderare dall'altra parte. Poi Chinnici, rimpallo che favorisce Rosario D'Amico, che deve proteggere, vuole portare a casa un fallo, viene raddoppiato, non c'è fallo, secondo diretto di gara, rimessa rossonera. Ha sbagliato un appoggio non da lui. Questo errore, Chinnici, e guadagna ancora metri il Casteldaccio. Chiede calma Ballesteri a Chinnici. Lancio lungo, Fuschi non controlla e palla che sfila in fallo di fondo. Molta confusione, molto disordine se vogliamo in mezzo al campo. Cristian Visconti, Miliziano, arretra da Tricoli. Lancio lungo di Chinnici, una delle sue armi migliori, pallone su cui intervenuto di testa numero 3, poi D'Amico allontana con la mano Sferruzza sul colpo di Tricoli e poi inizia già battuta. Qui a vuoto Jantus che perde un tempo di gioco, allora può partire Sferruzza, occhio perché arrivava Moccero, Visconti stavolta senza badare all'eleganza del gesto, allontana. È andato troppo la palla Sferruzza e arrivava Moccero largo, poteva essere una buona opportunità ma non l'ha sfruttata stavolta la coppia di centravanti del Casteldaccio. Scalisi, duello con Arcoleo che riesce a sporcare, poi Abate, salta, c'è Miliziano che pratterla in campo e subisce un intervento duro, punizione, intervento in ritardo di Abate che viene ammonito. Le proteste del numero 3 che è intervenuto in maniera dura, che siamo un attimo fuori dallo schermo purtroppo con la pioggia. Intervento punito con il primo giallo della gara, anche se è il primo fallo, l'arbitro fa capire il suo metro di giudizio. A parlare anche con la panchina, diretto di gara, partita con mister Pietro Tarantino che finora ha guidato i suoi ottimamente. Siamo giunti al quarto d'ora, 1-0, o meglio 0-1 per il Casteldaccia. Finora sbasta il rigore di Sferruzza, c'è una vita a giocare, abbiamo una partita appena cominciata. Tutti dentro per dentro del San Giorgio, tranne ovviamente Chinnici che batterà la punizione, rimangono dietro cintura e Bonamaison. Sinistro di Chinnici sul primo palo, che si prolunga e prende l'incrocio dei pali, è andato di nuca, è rimasto immobile Marra, l'incrocio fermi il San Giorgio, poi c'è fuori gioco di Visconti, ma occasione gigantesca per gli Alberesce sul colpo di testa, la zuccata di nuca di Scalisi che ancora di testa si rende pericoloso, stavolta più pericoloso di poc'anzi, lo ferma solo il Legno, a un passo dall'1-1 il San Giorgio. Adesso cantano i tifosi. Marra a rinvio lungo, anticipato Moccero, insegue il problema Baistreri, non può arrivare però, ha protetto molto bene Presti Giacomo. Palla a cercare Sferruzza, però a prolungare, deviazione, rimessa laterale. Minuto 17, altre rimesse in zona d'attacco per la formazione ospite in vantaggio. Rimessa lunga a cercare la spizzata di Moccero, la palla ancora lì, la allontana cintura, ha raccolto Balistreri che deve duellare con Pucci che riesce a sporcare, poi ancora lo stesso Pucci molto bene su questo pallone, arriva sul fronte sinistro, mette il cross allontanando Chinnici, poi di testa Arcoleo, palla al limite per arrivarci D'Amico e va a voto Bonamaison a fare giustizia e poi si autolancia dialogando con Maltese. Attacco interessante, occhio perché riparte in campo aperto il San Giorgio, cintura, imbuca, dentro la posizione di Maltese regolare,
anche se si è un po' ostacolato con Bona Mason. Era tutto buono, è uscito comunque prontamente Marra, ma che recupero ha fatto Pucci, perché guardate dov'è, è andato a occupare i metri decisivi per provare a disturbare questa imbucata, anche se poi non è bastato tra virgolette, ma è servita l'uscita puntuale di Marra. Arcoleo alza il campanile, salta Chinnici, la prende prima Fuschi e poi Tricoli, poi spalla a spalla fra Sferruzza e cintura, troppo duro il numero 10 del Casteldaccia, che infatti viene punito, punizione. Da dietro Mocciaro ha rubato il pallone, Fuschi in buca dentro per D'Amico a lottare Chinnici, da terra ancora, poi Chinnici sposta via D'Amico e l'arbitro dice che così non va bene, anche se Chinnici ha allontanato l'avversario perché l'ho ostacolato nella battuta rapida del calcio di punizione. Arriva anche la Minzise a parlare con l'arbitro, ma ne approfitta per provare ad avere più dialogo con i suoi, visto un avvio confuso ma anche sfortunato, perché dopo il vantaggio su penalty di Sferruzza è arrivata la doppia occasione per Scalisi, poi anche il palo la seconda volta. Giorgio Chinnici, sventagliata adesso per Miliziano, sempre molto alto, alza un po' il gomito su Abate, l'arbitro era vicino e fischia il calcio di punizione. Cagliostri chiede la palla bassa. Più veloce Andrea, dai Agro, dai Matteo, dai Totò, dai che arriva, oh, arriva! Oh, fallo giocare, oh, saltiamo di testa, oh, saltiamo! Va rinvio Marra. E qua vicino. Rinvio lungo a cercare ovviamente i centimetri di Sferruzza, prima quelli di Mocciaro, anche se lo anticipa Iantus, poi prolunga Scalisi, arriva da dietro Maltese, bella giocata del numero 10 che controlla, poi se la va a riprendere gattonando ancora contro Arcoleo, poi pallone spazzato da Mirko Abate, rimessa per il San Giorgio. Dai raga, oh, duri, oh, forza, usiamo le palle, oh, dai! Miliziano batte su Bona Mason che viene a prendersela. Visconti cambia l'altra parte per Tricoli. Chinnici con un passaggio un po' rischioso ma efficace, trovato Visconti. Miliziano scivola, riesce a spillare avanti, c'è intervento regolare di Arcoleo, allora riparte il Casteldaccia con la corsa di Pucci che ha trovato Arcoleo, che con un bel gesto vede Miliziano a terra e mette il pallone fuori per consentire le cure del numero 2. E adesso ovviamente il San Giorgio che dovrà restituire il pallone al Casteldaccia. Spizzata di Mocciolo per Sferruzza che prende posizione, si gira ancora Sferruzza fa 2-0 su un'altra mezza dormita della difesa del San Giorgio Piana, doppietta di Giovanni Sferruzza che prima è esultato con la panchina, adesso non si contiene più e il 2-0 lo va a festeggiare con i tifosi. Raddoppio del Casteldaccia clamoroso agli Cauli. Su questa palla lunga è entrato ancora in difficoltà Visconti, anche Tricoli si è fatto sorprendere. 0-2. Al 22esimo ancora Sferruzza a raddoppiare. Adesso chiede testa, ma qualcosa deve cambiare sicuramente per il San Giorgio, perché Casteldaccia sta facendo una gran prova di forza, di coraggio, ma il San Giorgio non sta riuscendo a esprimersi come vorrebbe. Abate più alto che può.
Jantus attaccato da due uomini, poi Chinnici non mette nessuno, questa palla a terra, ci pensa Jantus che subisce fallo. È riuscito a battere nonostante la vicinanza di D'Amico. Buona Mason, allarga a destra dove c'è Miliziano che torna sempre da Jantus, largo cintura, arriva anche Chinnici a proporsi, può anche calciare col sinistro che viene murato da al numero C, da Prestigiacomo. Mocciaro per andare via, cintura, arriva dietro per recupero e si rifugia da Lamin Sissé. Deve alzare il ritmo il San Giorgio. Scalisi, pallone in verticale, allontanato ancora a difesa, poi la sponda di petto di Mocciaro, Tricoli, gamba tesa netta di D'Amico, poi intervento col fischio che era già arrivato involontario di Balistreri. Intensifica ancora la pioggia. Adesso si è rialzato Gianluca Arraia, ha deciso lui la partita contro il Castellammare in casa con un colpo di testa. Miliziano, cercato lo schema, Balistreri, pallone che non filtra, poi più lontano che può Mocciaro. Si segue il controllo. Miliziano, occhio al campo adesso perché la pioggia diventa diluvio. Buona Mason, Jantus, Chinnici da centrocampista, cintura. Poi colpo di tacco, allontanato da D'Amico che esulta. Non riesce a trovare spazi il San Giorgio. Qui Sissé con qualche problematica, Miliziano riesce a rimediare con la caramba su Sferruzza, tra virgolette rimediare perché è quello che vuole il Casteldaccia, conquistare metri con una pressione finora perfetta. Fino ci sta cascando il San Giorgio. Lancio di Miliziano con le mani, Visconti è prolungato, poi Pucci alza il campanile, però a trovare Mocciaro, Tricoli lo sovrasta regolarmente, poi Fuschi esita un po', poi la prende e la riprende col controllo, poi passa in mezzo a due, fa giocare l'arbitro. Jantus, Miliziano attaccato, deve mandare di prima avanti per Balistreri che tocca quanto basta per mandare Scalisi che rincorre il pallone, non può tenerlo in campo. Urla Filippo Chinnici. ...26 sul cronometro, San Giorgio 0, Casteldaccia 2, doppietta di Giovanni Sferruzza. Maltese prova a passare con un numero, lo trova e trova il calcio di punizione falciato da Prestigiacomo. Bella giocata di Maltese, conquista un calcio di punizione da una Matteli interessante anche centrale. E da lì ha già preso il pallone Chinnici. Ok? Oh, non vogliamo, dai! Tre soluzioni. Chinnici, Bonamai sono Visconti. Ne mette 5. Simone Marri in barriera. Ma sembra voler andare ovviamente Chinnici che ormai si è preso la briga di tutte le palline attive della formazione campione lo scorso anno del campione di promozione. E Danilo Promossa sta facendo grandi cose, non oggi pomeriggio al momento. Rincorsa di Chinnici, c'è anche Visconti, va a Chinnici basso, prende in pieno la barriera. Non ha calciato bene.
lancio di Sisè dalle parti di Maltese, male Abate, poi spone Miliziano, Maltese entra in area, Maltese, Marra con un miracolo, poi Miliziano ha colpito Maltese, poi ancora la palla vagante in aria, buona Mason, forse con un braccio, sì, ha fischiato l'arbitro, ma altra occasione importante per il San Giorgio ad opera di Maltese, su cui Marra è rimasto solido e ha coperto bene la porta. E salvi il Casteldaccia all'1-2, poi fuori gioco, poi tocco di mano, non fuori gioco di Buona Mason e fallo in attacco. Marra risultato perché ci vuole tanta carica per queste partite. Rinvia proprio Marra, salta Fuschi ma la prende cintura, Balistreri protegge contro 3, sgambetto, si gioca, Jantus ha cambiato l'atto da Miliziano che prova ad avanzare, prova a lasciare sul posto Sferruzza che lo placca, l'arbitro però dice che è spalla contro spalla. Visconti si lascia intimidire ancora una volta da questo pallone alto, poi lavoro di Mocciaro che viene falciato senza fallo, adesso la partita è molto maschia, passa Scalisi con un numero in mezzo a 2, bella giocata, poi palla in profondità, cercare Maltese, puntuale, la chiusura di Ryan. Cintura, può prendere il fondo, bel lavoro qui di Fuschi fino in fondo, non molla Fuschi, non molla neanche Cintura, non molla nessuno dei due, alla fine però vince il duello Fuschi che si prende i complimenti ai compagni. Oh dai che arriva, oh! Arriva! Vediamoci! Marra al rinvio, buona Mason, la prende Luce, Scalisi, occhio al movimento di Maltese che è scappato alle spalle di D'Amico, ci arriva Maltese, pallonetto di Maltese, ha salvato Raia sulla linea, altra occasione per il San Giorgio, ma non ne vuole sapere al momento il Casteldaccia di concedere, poteva scavalcare Marra solo così, ma ha salvato su linea Prestigiacomo, doppio passi buona Mason, non riesce, arriva Pucci a chiudere. Sferruzza, bel lavoro, poi manda Mocciaro, c'è in vantaggio Visconti che gestisce molto bene, bel disimpegno di Cristian Visconti che viene acclamato dalla tribuna. Il San Giorgio sta salendo di decibel in campo e di pericolosità. Palla centrale che trova Buona Mason che perde 1-2 tempi, poi allarga per Miliziano che va al cross in mezzo, tagliato, non ci arriva nessuno sul secondo palo, o meglio c'era anche Cintura che era in ritardo, una traiettoria ha fregato anche Buona Mason, era un cross interessante quello è stato messo. Girati che? Cintura! Girati cintura! 31 sul cronometro, 0-2, doppietta di Sferruzza. Chinnici, si smarca Jantus, Buona Mason, Cintura, Andres Jantus, bella sciabolata a destra, c'è Miliziano che deve andare di testa, andrà a vuoto, Abate ma rimane lì, Miliziano di testa ancora, Troia Scalisi, gamba alta, non c'è fallo, solo rimessa. Rimessa dal fondo, è giallo per Pietro Paisei per proteste. Addirittura Chinnici arriva subito a parlare. Giorgio! In posizione, Gio! Rinvio di Marra, ennesimo su un rinvio al fondo su cui non era d'accordo Chinnici che voleva il calcio d'angolo. Sponda di Maltese, Miliziano, contenuto Arcoleo, spinta, fallo. Matti, levati, levati.
Chinnici. Ancora 13 a giocare di questo primo tempo. Bonamaison. Tricoli. Visconti adesso. Sa il numero 3 che cerca la palla alta, cercare Balistreri, ha spizzato Rai, la palla è ancora lì, Balistreri per a prolungare, poi riesce in qualche modo col piede ad andare dentro a Miliziano che era in una zona non sua ma dove effettivamente doveva stare, perché Balistreri l'ha visto e l'ho cercato, ma troppo lungo il colpo del numero 9. Forza Agro! Dai Piero! Dai Totò! Occhio Sergio! Forza! Ancora Pucci a dettare leggi e tempi al centrocampo del Casteldaccia, parla soprattutto con Arcoleo. Fuschi la prende l'altro 11, Bonamaison quello rossonero, Arcoleo di testa, Miliziano, poi Pucci al volo, non è male, la sventagliata a cercare il movimento di Sferruzza che cerca una giocata che si inceppa ma prova comunque a resistere. Visconti stavolta è bravissimo, poi Iantus con freddezza dietro da Tricoli, adesso un po' di spazio Chinnici che va alla sventagliata, ottima anche questa per il controllo di Maltese, abbatte, tocca a lui, calcio d'angolo per il San Giorgio Piana, con l'arma che è sempre il sinistro di Chinnici e il movimento a inserirsi di Maltese o di Scalisi, perché l'ha fatto anche lui. Passata che? Corner a cura di Bonamaison. Ok, saltatori, ok, contatti in aria. Scalisi ha messo giù qualcuno, poi pallone dentro, non la tocca nessuno il San Giorgio. D'altra parte Chinnici può riproporre il cross, vuole prendere il fondo ma sbaglia a portare avanti questo pallone. Ancora offuscato la pressione di Fuschi. Entra Gio, dai! Andiamo all'altro, dai! C'è a terra Mocciaro che chiama l'attenzione del direttore di gara. Continuiamo così, oh! Oh, Andrea! Cerchiamo la verticale! Forse non ce la fa. No, intanto è rimasto fuori dal campo. Il gioco fermo. Mentre sugli altri campi è avanti Athletic Club Palermo per 2-0 sull'Ascari. 1-1 tra Folgore Castelvetrano e Unida Sciacca. Ed è avanti da Don Carlo per poter seguire proprio qui su Sportisili nella sezione live, ovviamente. Poi 0-0 tutte le altre gare. Ieri un altro 0-0, quello fra Parmonval e Castellammare, che sicuramente interessa al San Giorgio perché riguarda quella parte di classifica lì. Reti bianche ieri nell'anticipo di Mondello. Forse ha perso sangue Mocciaro, che deve uscire dal campo, sì, ha perso sangue dal naso. Rimessa di Presti Giacomo, sempre su Fuschi, Bonamaison, rimessa la squadra pianese. Può già rientrare Mocciaro, l'arbitro gli dà adesso ok. Visconti, Iantus, Tricoli per Chinnici. Però ancora la sensazione è quella di poca sicurezza del San Giorgio, che sì, con gran coraggio ha trovato l'occasione, anche tanta sfortuna perché c'è stato un palo di Scalisi. Raia arriva a prendersi Arcoleo, spedisce in avanti di testa trovando sempre Giovanni Sferruzza che dribbla Miliziano, non resiste su Scalisi, rimessa laterale. Chinnici, Scalisi inizia a inserirsi, Chinnici stavolta va sullo stesso lato, cioè Cintura, poi ancora Chinnici e ancora per Francesco Cintura. Balistreri in controtempo, Raio allontana. Sempre Chinnici, Iantus, controllo, si apre
il varco a destra, Visconti gioca con Miliziano che arriva però a passare, a sfondare su Arcolò che chiude bene, la palla è ancora in campo. Abate, anzi Sferruzza arriva a proteggere, ma di fatto regala a Chinnici che prende in bastione opportunità. Il cross per Balistreri era interessante, forse in posizione di offside, comunque il cross era lungo, facile presa di Marra e c'è terra a Raia. Oh, continuiamo! E palla ancora messa fuori, gioco che si ferma nuovamente. Vediamo se c'è un problema serio stavolta per Raia, che viene ancora chiamato lo staff medico della panchina Amaranto. Castellaccia che al momento sale a 6 punti in classifica, Totò, Pietro! nel 13° posto, ma ovviamente ancora Jantus! la partita è lunga. Questo periodo tempo un po' meno perché sono 6 minuti a giocare. Sale a 6 gol Sferruzza con questa doppietta dopo i 4 inizi a stagione. C'è un cambio però subito perché Raia non ce la fa allora ed è costretto a abbandonare il campo il match winner della scorsa gara contro il Castellammare perché è già pronto per l'ingresso Mattia Spampinato che prende il suo posto in difesa accanto a Gambino. Dai, giochiamo! Oggi è un dialogo fisso, quello tra Chinnici e il diretto di gara. Comunque, Raia esce e viene confermato il cambio, arriva l'ingresso di Mattia Spampinato. Quindi Castellaccia ha costretto già un cambio. Raia ha avuto un problema fisico, esce al campo dolorante. E c'è un cambio anche per il San Giorgio. Ne approfitta quasi Chinnici, vediamo chi chiama, c'è un problema per cintura molto dolorante, si tocca la caviglia entità. Ingresso in campo di Claudio Laimo. Entra Claudio Laimo che prende il suo posto sulla fascia sinistra, cintura in lacrime quasi per il dolore. Non croci una botta, credo sia un problema di natura muscolare. Fatto sta che Cintura era disperato e quindi costretti al cambio 2 mister Chinnici e Tarantino. Gli ingressi rispettivamente per il Casteldaccia di Spampinato e di Alaimo che va a prendere di testa questo pallone, entra bene in campo al posto di Cintura. Tricoli di testa anche lui, Fuschi di metta giù, non la controlla, Jantus sì. Alaimo prova a sgasare, Fuschi lo limita, poi Spampinato anche lui col primo pallone toccato della gara. Chinnici prende posizione su Sferruzza, tutto regolare, bel intervento in anticipo di Giorgio Chinnici. Visconti, occhio perché c'è campo. Se lo prende tutto Visconti che nasce come mediano. Oggi viste le assenze, Graci in panchina, Visconti sta facendo i barcetti di testa ma al di là dell'indecisione sul calcio di rigore si cata Sferruzza. Sta facendo una bella gara. Qui ha sbagliato il tempo di intervento aereo Sferruzza. E allora ancora San Giorgio. Bona Maison, controllo esterno, Spampinato, spinto, punizione. Rinvio di Prestigiacomo, la testa di Andres Jantus, Pucci fa lo stesso, arriva a Sferruzza a prolungare per il collega attacco Mocciaro contenuto a Jantus, intervento regolare, si lamenta per un'altra mata in faccia, Chinnici mette fuori, Mocciaro protesta, una giungla la tribuna del San Giorgio Piana. Chinnici va a chiarire con Mocciaro però non è dello stesso umore. Fatto sta è comunque che Chinnici ha buttato fuori il pallone.
Sferruzza giustamente restituisce il pallone al San Giorgio. Visconti va al lancio lungo, Presti Giacomo adesso più centrale quasi, con Toschi più basso da aiutare. Jantus apre l'autostrada a Chinnici che va al pallone in mezzo, è un cross alla tre quarti, l'altra volta la prende Miliziano da esterno, poi Scalisi in area, il proprio girarsi, controterra prolunga in area per Balistreri, messo fuori, arriva Chinnici di petto, gamba tesissima di D'Amico, siamo appena fuori e arriva un altro cartellino giallo, dopo abbatte anche Rosario D'Amico. Ammonito. Quindi seconda ammonizione di gara e altra possibilità su punizione per la Monozzi Casa quando manca un minuto tondo, 60 secondi pieni alla fine del primo tempo. D'Amico ammonito insieme a Abate a metà del primo tempo. Vediamo se il San Giorgio trovi il gol prima della pausa, prima di andare agli spettatori, sarebbe vitale e sarebbe un episodio che stanerebbe la partita. Vediamo. Sempre le due proposizioni di poc'anzi, Chinnici e Visconti, e ancora barriera folta per Mara, tra l'altro arricchita anche da giocatori del San Giorgio. Ovviamente siamo adesso al 45esimo, ma ancora non si è giocato da quando c'è stato il fallo su Chinnici procurato dallo stesso numero 4. Quindi l'arbitro darà almeno uno da giocare, io penso anche di più, visto che c'è stato l'infortunio di Raia. Visconti o Chinnici, ma sembra voler andare sempre il 4. Occhio alla barriera che deve stare immobile. C'è anche Visconti. Va Visconti che ha calciato molto bene, ma conclusione che non si abbassa a sufficienza, ha calciato benissimo Cristian Visconti. Palla alta di poco, è rimasto immobile Marra. L'altro è riuscito anche a angolare bene. Palla che si è alzata di poco sopra la traversa. Siamo già 45 secondi oltre i 45. Sferruzza, bel lavoro di testa, Jantus, buona Maison, siamo nel recupero. Miliziano, Visconti, Tricoli, si alza Chinnici che ha spazio e infatti viene servito. Conquista campo Miliziano. Vuole la palla avanti Chinnici. Prima si è passata Tricoli. Visconti, Miliziano. Ora Visconti. Stop e lancio dall'altra parte, non per Chinnici ma per Alaimo. Ora Chinnici. Buona Maison, quasi da secondo mediano. Jantus tra le linee, Pescalisi sempre un po' più alto rispetto alle linee delle mezzali precedenti. Interessante per Balistreri, Presti Giacomo ci ha messo il piede quanto basta per toglierla dalla traiettoria dell'ex Marsala. Poi numero di Scalisi che fa sedere Arcoleo, che si siede anche per il campo uggioso. Poi c'è a terra Scalisi, il fallo ha commesso Pucci, punizione Cristian, va a saltare! che doveva chiuderlo in qualche modo, perché la stata saltata già una delle tre mezziali, delle due mezziali, e è arrivato Salpucci a chiudere con un fallo. Forse l'ultimo sussulto di questo primo tempo e punizione che Chinnici metterà dentro. Chinnici sul secondo palo, sventaglia, non c'è nessuno, sono di tutti sul primo o al centro aria. Nessuno lì. Altro palla più tesa che morbida. Vai, posizione, gioca, Rispetto ai movimenti del San Giorgio,
saltatori. Posizione, oh! Forza! Ennesimo rinvio al fondo di Marra e Casteldaccia che adesso vuole chiudere il primo tempo in vantaggio di 2, e sarebbe già un ottimo risultato anche se ci sono altri 45 da giocare, da resistere e da lottare per entrambe. Buona Mason, salta, non arriva, da dietro arriva Pucci, in mezzo a due la prende lui. Jantus ostacola quasi con Alaimo, sostegno di Fuschia dietro, poi Jantus spinge in avanti dove non c'è nessuno, se non Spampinato che può proteggere l'uscita del pallone. Siamo entrati nel quarto minuto di recupero. Pucci di testa, forse c'era fallo, fa giocare l'arbitro, poi di testa Presti Giacomo, fa lo stesso Fuschi, non si mette mai questa palla a terra che sta viaggiando sempre alta. Mettiamola su! Jantus, buona Mason, Visconti, va al lancio lungo in direzione di Balistreri che non arriva di testa, buona Mason dentro per Miliziano, sono tutti dentro, ha riempito molto bella di San Giorgio, poi abbatte di testa sugli stupri Miliziano, punizione. Miliziano non è riuscito a fermarsi. Ha avuto un male, Mirko Abate si è fatto male. Chinici ha mandato a scaldare Liga che continuerà il riscaldamento in questa pausa perché per l'arbitro va bene così, per il primo tempo si va a riposo e avanti a sorpresa un po' il Casteldaccia per 0-2, non tanto a sorpresa per quello che abbiamo visto nel primo tempo grazie alla doppietta prima su rigore e poi su indecisione la difesa del San Giorgio di uno strepitoso per ora Giovanni Serruzza. Ci vediamo tra poco per il secondo tempo. Palermo Futsal Club e Altofonte, vittoria per il Rosanero con risultato di 4-2. Siamo qui con Giuseppe Calillo, salutiamo. Salve. Allora, una partita con due volti, forse un inizio non perfetto con il gol subito, poi la rimonta. Che partita è stata? Ma è stata una partita che, come già ci aspettavamo, come già ne avevamo parlato in settimana, era sicuramente dura perché il nostro avversario è un avversario di livello. Come noi, loro l'anno scorso hanno vinto la Serie D, l'altro girone, il girone opposto al nostro, quindi sapevamo che oggi sarebbe stata dura. Il gol a freddo può capitare, ci sta, perché comunque parliamo di un avversario di livello, ma sono contento della reazione dei compagni, poi siamo riusciti a mettere in campo tutto il lavoro fatto durante la settimana e insomma ha fruttato. È difficile trovare un migliore in campo quest'oggi per la squadra rosanero, tanti hanno giocato una grande gara, in particolare però ci soffermiamo su Emanuele Fiorentino, un esordio perfetto perché era la sua prima gara dopo l'infortunio, doppietta, che gara è stato e che gara è stata per lui e soprattutto quanto serviva un giocatore così al Palermo? Beh, quando hai un giocatore come Manu nel roster fa sempre la differenza. Diciamo che Fiorentino non lo faccio conoscere io, è uno che pratica questo sport ad alto livello da anni e anni, nonostante qualche acciacco fisico ha già fatto vedere tutte le sue capacità, tutto il suo potenziale e anzi ancora a margine di miglioramento. Oggi è stato fondamentale, ma come lo sono stati tutti i miei compagni che hanno dato dal primo al 60° minuto il 100%, questa è la forza di questa squadra, chi entra dà sempre il massimo e fa sempre la differenza. La prossima sfida invece è contro il Favignana, tu che sei un grande esperto del calcio a 5, ti chiedo se li conosci e se ti aspetti qualcosa in particolare da loro. Non ho avuto modo di apprezzarli nel recente, li conosco da qualche annata passata, probabilmente saranno ormai cambiati. Sicuramente sarà una trasferta impegnativa anche perché ci sarà il viaggio di mezzo e quindi bisognerà ben dosare le risorse energetiche del gruppo. Però mi aspetto come questa e come tutte le altre una guerra e con a fianco i miei compagni mi sento di poter combattere con chiunque.
Qui con Peppe Tripoli. Giuseppe, una grandissima gara la tua, tu che sei under, quindi un fiore all'occhiello di questa società come il 3M che oggi porta a casa i 3 punti anche grazie alle tue parate. Sì, diciamo che ho messo il mio, però la squadra ha fatto il suo dovere, è stata grande dal primo all'ultimo minuto, non è uscita mai dal gioco. Io mi sono fatto trovare pronto nel momento in cui bisognava farsi trovare pronto e sono contento così onestamente. Una gara che è sempre sembrata in abbastanza controllo da parte dei tuoi, al tempo stesso comunque qualche intervento molto buono l'hai fatto, un Bagheria che non merita forse la posizione che ricopre in classifica, ma adesso già testa alla prossima. Sì, assolutamente, noi finiamo una partita, pensiamo subito alla prossima perché il nostro obiettivo sappiamo qual è, non dobbiamo mai mollare, sono fiducioso comunque di questa squadra che può arrivare molto lontano. Sapevamo che il Bagheria è un'ottima squadra, è normale che il primo tempo ci ha messo un po' in difficoltà, però posso dire che nella seconda parte della partita la mia squadra si è mossa bene, ha giocato un po' più a calcio. Certo, non è normale, l'episodio del rigore è nettissimo, ma anche noi abbiamo avuto l'occasione di questo errore, l'arbitro non l'ha visto, però va bene così, sono contento della mia squadra. La squadra andrà ancora a crescere, ancora qualcuno non è in condizioni fisiche perfette, però sono convinto che la squadra è un'ottima squadra e farà solo un bel campionato. E siamo sulla strada giusta, oggi sapevamo che il Bagheria era uno squadrone, ma ce la siamo giocata alla grande, domenica abbiamo il Valderice e cerchiamo di fare questi 3 punti e continuare per la nostra strada. Ecco. E noi cercavamo un attaccante, Scarpinato un uomo d'esperienza, uno che ci può dare una mano, ancora normale che non è in condizioni fisiche perfette, però se ci lavoriamo durante la scuola del campionato ci può dare una grande mano. Qualche ragazzo ha qualche problema di lavoro come di Spezio, anche Maniscalco, Lima che lavora, purtroppo dobbiamo stare alle loro condizioni, però la squadra c'è, sicuramente convoco qualche ragazzo dell'Under 18 che merita, però sono contento di quelli che ho. Nicosia ritorna, è a disposizione della squadra, oggi posso dire che la squadra ha retto bene il campo e poi domenica vediamo se è in condizioni fisiche per giocare. Ecco.
ce la faccio, ce l'arrivo in tempo. Se arrivi più tardi non è un problema, io dico qua finisco. Squadre che tornano sul prato verde degli Cauli. Risultato alla fine dei primi 45 è di 0-2 per il Casteldaccia con la doppietta di Giovanni Sferruzza. La notizia è che ci sono 2 ragazzi pronti a entrare nelle file vicine, almeno si sono scaldati abbondantemente in questa pausa tra il fine primo tempo, e sono Liga e Sinagra. Si sono scaldati molto intensamente e credo proprio che entreranno. Liga è alla seconda convocazione in stagione, è 2 ragazzi che viene dalla D, viene dalla San Cataldese. Tra l'altro ha fatto molto bene, poi un infortunio lo ha rallentato e adesso vedremo se ci sarà il suo esordio. E poi anche Sinagra pronto a entrare, vediamo cosa cambierà. Filippo Chinnici, hanno cambiato qualcosa nel primo tempo i 2 allenatori, sono stati costretti a farlo per 2 infortuni che sembrano abbastanza seri, di Cintura nelle file del San Giorgio e di Raia nelle file del Casteldaccia. Rispettivamente hanno lasciato gli ingressi a Alaimo e Spampinato. Quindi ripartiamo, si aspetta solo ok e poi pronti per altri 45 minuti, si spera. I primi due sono stati divertenti e sorprendenti, non per quello che sta facendo il Casteldaccia, che sta facendo una gran prestazione, partito mai il San Giorgio, però ha avuto 2 occasioni importanti, una su tutti, la testa di Scalisi sul palo. Subito lancio lungo, subito aggressivo il San Giorgio, Maltese ha calciato, poi anche Maltese stesso ha avuto un'occasione importante nel primo tempo con un'imbucata in aria su cui è stato bravo a rientrare e poi a calciare, e Marra ha fatto una buona uscita coprendo la porta, è intervenuto. Chiamati in causa in realtà poche volte, no? Perché a parte le sue occasioni di Maltese forse c'è stato un altro tiro in porta dove non è stata difficile la parata, però Marra è stato bravo comunque in quei 2 interventi. Poi c'è stato il palo di Scalisi, una punizione di Visconti che è andata alta di poco. Sponda di Moccio, provano subito a collaborare i 2 attaccanti del Casteldaccia per questo secondo tempo. Adesso Di Moccero che ha trovato lo spazio giusto e ha calciato e sveglia il secondo tempo. Si allunga la Minsise, ma come nel primo tempo il Casteldaccia pazza forte. Stavolta col destro del numero 9 che ha dialogato benissimo con l'uomo della doppietta, Giovanni Sferruzza. Chinnici, buona Mason, Pucci su di lui, la vuole tenere Alaimo, ancora Pucci a mettere tanta gamba e tanta grinta su questo intervento, poi non riesce a guadagnare rimessa che batte rapidamente buona Mason. L'arbitro ferma e dice che la rimessa è San Giorgio, ma ha guadagnato troppi metri buona Mason per la battuta. Qualche metro più indietro. Sì, fretta, aggressività, ma anche calma in queste situazioni perché si può anche peccare. Bello il cambio di lato di Chinnici che libera Visconti, che prende tutto il campo che può. Poi apre su Miliziano, sotto la tribuna Alberesce, viene dentro il campo, evita anche la pressione di Abate, poi riesce a scaricare su Tricoli che sventaglia molto bene per Visconti che si è trasformato in esterno, mette il cross per Maltese, in realtà per Scalisi anticipato, poi ancora a saltare Scalisi, c'è il disturbo su Abate, si è diritto, Visconti ha provato l'esterno, alto, forse un po' troppo fretta. Ci sta la soluzione. Rinvio di Marra. È pronto Liga, non è entrato subito nel secondo tempo, ma questione di secondi e vediamo se cambierà qualcosa a livello tattico, proprio a livello di modulo, perché Liga è un esterno attacco se non sbaglio. Vediamo se si comporterà da quinto però molto offensivo o aggiunge un attaccante, che dici, vedremo. Pucci, anticipo su Scalisi, la rimessa è sua comunque.
Bonamaison va al traversone alto sopra la traversa di Marra, che si spegne sulla parte superiore della rete ed esterna. Ennesimo rinvio di Marra, sale il baricentro degli ospiti. Lancio in direzione di Arcoleo, che ha prolungato per Sferruzza, tocco Henry Visconti, l'ha visto bene punizione. Molto scomposto Visconti, è stato scomposto nell'occasione più importante, cioè in occasione del rigore commesso proprio su Sferruzza, che gli sta dando tanto fastidio. Al di là di quella pecca, di quella lacuna, se vogliamo, Visconti ha fatto una gran partita, sta facendo una gran partita. Palla dentro, prolungata, facile per la Minsise. Jantus si abbassa sempre quasi sulla linea dei difensori. Visconti. Tricoli. Chinnici. Voleva andare avanti, poi Jantus prova a giocare una palla a metà strada su cui si avventa Pucci, che vuole andare in verticale, una palla interessante per il movimento di Sferruzza, che non arriva a controllare di testa a seguire, però era ottima l'idea di Sol Pucci. Miliziano sgasa in mezzo a due, si apre il campo, poi va da Scalisi, palla di pre interessante a cercare Balistrai di testa Prestigiacomo, che ha iniziato la partita più largo, quasi a braccetto da terzino, per poi mettersi a centrale. Sta facendo una gran partita. Apertura di Moccero, a destra dove si apre Giovanni Sferruzza, riceve sempre il 10 Fuschi, uno dei miei primo tempo qui sufficiente. Bonamaison nella porta avanti regolarmente, occhio al break del San Giorgio, porta avanti pone Bonamaison, arriva al limite Prestigiacomo, pulito su Bonamaison che ha esitato troppi tocchi e ha perso un'opportunità. Sferruzza vuole sfidare Chinnici, vuole prendere il fondo, passa Sferruzza ancora, che poi entra in area da solo, non lo fermano, sinistro, pallone sul fondo. Sferruzza è un carro armato questo pomeriggio. Filippo Chinnici ha chiamato il cambio e chiama Bonamaison, che ha sprecato poc'anzi occasione, ed eccolo l'ingresso in campo di Vincenzo Liga con la maglia numero 18. Esce Agustin Bonamaison, che comunque si prende i complimenti di Chinnici, ha fatto un buon primo tempo. Bonamaison in un primo tempo complicato, soprattutto per i centrocampisti non è stato facile, sempre pressati, sempre tartassati, e poi forse ha preso un po' le energie ed entra Liga, ed è quello che dicevo, cioè cambia l'assetto tattico, perché Liga si schiera esterno sinistro con Maltese, quindi diventa un 3-4-3. Quindi gli esterni non cambiano, Alaimo è Miliziano, Scalisi e Jantus, con Scalisi che avvantaggia sempre da invasore, e poi il tridente adesso Chinnici. Tanto San Giorgio che, visti i nuovi innesti, visto il fatto che ha cambiato tantissimo, ha cambiato modo inizio anno col campione d'eccellenza, si è adattato benissimo, perché è una squadra che gioca comunque con un 3-5-2 abbastanza offensivo, abbastanza moderno anche se vogliamo, però veniva da un'impostazione diversa, no? Perché l'anno scorso con altri giocatori, con altre caratteristiche, in un 4-2-3-1, quindi cambiare è sempre complicato, è sempre stato uno step non facile, e Filippo Chinnici però, anche cambiando modulo, anche cambiando praticamente tutta la formazione, in buona parte è riuscito a convincere ancora in questo campionato d'eccellenza. Oggi è un discorso diverso, mentre l'arbitro ha fermato il gioco perché deve uscire D'Amico. Esce D'Amico, ma per lasciare il posto al numero 16 entra in campo per il Casteldaccia occhio a lancio lungo. Nel frattempo per Sferruzza è entrato Mattia Gambino, che prende
prende il posto in mezzo al campo proprio di D'Amico, quindi Mattia Gambino. Chinnici, Tricoli, mentre una buona notizia anche per me che ha smesso di piovere. Siamo in parte riparati per giocare tutto un campo sintetico come quello di Piana. Molto bene, qui Maltese abbracciato, scintille qui con Rosero Arcoleo che l'ha spinto da dietro e Maltese non l'ha presa bene. Maltese è stato molto tranquillo, catturando per prendere questo pallone col solito fine, col solito scopo di portare a casa un calciopizia, per Arcoleo l'ha disturbato da dietro e non l'ha accettato Maltese che l'ha spinto via. Si sono già placate le acque. Calciopunizione, se ne incarica sempre Chinnici, occhio al contatto in aria, Bisconti! Ma cosa ha preso Marra? Sul colpo di testa di Bisconti che non ci crede, è volato Simone Marra che prende i complimenti dei suoi, ma che parata ha fatto Marra! La più bella finora, anche la più importante sino a qui, sino a questi 55. Bisconti stava già esultando, stavolta ha messo la palla alla grande Chinnici e Bisconti sta già per festeggiare. Miracolo di Marra che è arrivato a toccare. Occhio ancora ai contatti, Presti Giacomo contro Tricoli, anzi Gambino contro Tricoli, pardon. Chinnici a mezza altezza, in mezzo, allontanato Mocciaro, pensa il pallone Gambino, anzi Fuschi, sombrero, ottimo, e poi pallone spedito in avanti, la cerca la corsa di Sferruzza che è un po' di campo, la porta antitesta, arriva in aria, rientra Sferruzza che ha perso attimo, si è appoggiato su Mocciaro che calcia col destro, la Minzi se in calcio d'angolo, contropiede quasi perfetto il Casteldaccia che viene fermato dal numero 1 del San Giorgio. Mocciaro è andato per la seconda volta vicino alla doppietta al 3-0, però ancora tanta sfortuna per il San Giorgio che poc'anzi ha avuto l'occasione con Bisconti. A saltare Cristian! Corner di Fuschi, credo, sì, no, di Gambino. Occhio ancora contatti non lievi in aria, pallone al centro, Chinnici allontana, arriva prima Liga col primo pallone toccato di fatto in questo match. Chinnici la porta avanti il capitano, poi sbaglia e trova Fuschi, è andato duro Iantus che la riconquista per un attimo, poi lotta Lami e fa un bel lavoro. Chinnici apre su Liga che è veloce, è fresco e può andare, passa su Pucci, poi Scalisi, Liga, brava triangolazione che si chiude, ma intanto c'è fallo su Vincenzo Liga, punizione ai 30 metri per il San Giorgio. È entrato bene in partita il numero 18. Signori, ci dobbiamo sedere, poi ci dobbiamo sedere, non mi dite Va Bisconti a battere e occhio adesso a questi palloni alti. Spampinato e Balisti non vanno d'accordo oggi. Ancora il classe 88 a sbraccia, c'è Liga anche lì, Bisconti sembra voler andare nel mucchio. Calcia Bisconti, ma l'arbitro ha fischiato dopo il tiro di Bisconti, perché si deve ribattere la punizione perché ha fermato per un contatto, mentre va a parlare con guardaline perché forse dice di stare attento ai contatti. Fatto sta che dopo il tiro di Bisconti è arrivato il fischio. Alza la mano, fischiato, fallo in attacco.
Fallo in attacco per il Casteldaccia, molta indecisione, non si capiva se fosse fuori gioco, se fosse forse addirittura calcio di rigore, solamente fallo in attacco. Prestigiacomo se la prende comoda. Siamo arrivati all'ora di gioco quasi. 59. Sempre 2-0 per il Casteldaccia che è andato vicino al 3-0 e adesso effettua un altro cambio con l'uscita dal campo di Abate che ha fatto una buona partita ma è condizionato dall'ammonizione e Miliziano sta mettendo in leggera difficoltà questo pomeriggio, ma soprattutto per il fattore cartellino giallo. Al suo posto dentro Riccardo Camiolo. Esce Abate, entra Camiolo. Rinvio di Prestigiacomo. Rinvio, non un lancio. Scalisi non arriva, ma la palla è buona per Balistreri che può gestirla. Va lungo da Maltese che è veloce, lo chiude Gambino, lo disturba, poi l'anticipo di Prestigiacomo. Scalisi interviene da dietro, Maltese sempre pronto su questi palloni vaganti che arrivano. Visconti di petto deve resistere, tenere posizione, ma Sferruzza è un carro armato ancora e sgasa, resiste Visconti che lo spinge, lo sbilancia e l'arbitro fischia il fallo con Visconti che è molto nervoso. Sferruzza che partita ha fatto, levando anche la doppietta colossale e non solo per forza fisica là davanti. Cambio anche per Chinnici che non è ancora soddisfatto dei suoi, il risultato lo può dire, e dopo l'ingresso di Liga che si è scadato proprio insieme a Sinagra per tutto il primo tempo, adesso entra anche il 19 classe 07. Abbiamo benissimo che Chinnici sfrutta i giovani alla grande e li motiva alla grande, perché anche in partite così si è fatto mai Miliziano e forse uscirà lui. Linguine come cintura, e anche lui disperato, zoppicante. Miliziano che lascia il posto a Mattia Sinagra. Mentre Prestigiacomo ne approfitta per parlare con Pietro Tarantino. Pallone basso per il controllo di Mocciaro che Sissè. Grande intervento di Lamin Sissè. Ancora Moccia, adesso un duello da Far West, praticamente un discorso personale con l'estremo difensore del Piana, ma però lo sta stravincendo Lamin Sissè. Eccolo Sinagra entra in campo. Offre uno spunto a destra Pucci. Gran partita anche la sua. Poi in avanti per Mocciaro c'è in vantaggio Tricoli. Sinagra sul mezzo sinistro con Alaimo a destra. Eccolo Sinagra che riceve, può partire in mezzo a due, bel lavoro di Gambino, poi l'aiuta Pucci e fa lo stesso Fuschi che va col pallone in verticale per Sferruzza, è uscito malissimo, si è fatto peggio Tricoli. Sferruzza a un passo dallo 0-3, pasticcio clamoroso qui di Sissè Tricoli, e Sferruzza ha calciato la posizione defilata andando a un passo allo 0-3 che avrebbe chiuso virtualmente i conti. Sinagra, velo per Liga che ha molto campo, vuole prendere su Vincenzo Liga, guarda in mezzo, entra in area, esterno dentro, allontana Prestigiacomo. La pallone era diretta a Balistreri, poi ha sbagliato Fuschi in uscita ed ora Iantus lavora questo pallone, lo affida a Liga. Fuschi anche lui ci ha messo tanto cuore, fuori gioco di Sferruzza qui netto, ha cercato di mandare comunque Moccia ma c'è fuori gioco.
per riuscire a rientrare. Mette a terra il pallone Tricoli e batte. Visconti. (64-02) palla in verticale per inserimento di Sinagra, poi Balistreri, Gambino alza il campanile, Scalisi di testa prolunga, ancora Prestigiacomo, la palla finisce sui piedi Sinagra che la spedisce in aria per Maltese, bravissimo Gambino andare dietro. Facile presa di Marra, ci sono due Gambini adesso in campo, Giovanni col 2 e Mattia che è entrato qualche minuto fa. Tricoli protegge l'uscita di Laminzi, se sarebbe una vittoria comunque insperata per quelli che erano i pronostici della settimana. Il Casteltaccia che però affronta la partita dell'Unione dei Modi. Liga vuole puntare, subisce Fuschi, si riparte. Tricoli, Chinnici, lungolinea per Sinagra, subito il colpo di Pucci e poi viene chiuso da Spampinato che alza il campanile. Stavolta forse Sferruzza in posizione regolare anche se cammina fuori gioco, qui Visconti ancora male, Sferruzza rientra, Sferruzza largo, c'è Mocciaro, è solissimo, stoppa il 9, Mocciaro ha salvato Scalisi, ma qui Mocciaro ha aspettato troppo tempo e ha perso ancora possibilità di fare 0-3. Un altro lavoro bellissimo di Sferruzza che era in posizione dubbia e Mocciaro però ritarda ancora l'appuntamento col gol e col 3-0. Tornato a piovigginare, però è davvero una pioggia in realtà piacevole questa, non come quella del primo tempo, di buona parte del primo tempo. Palla vagante in aria, è andata a vuoto Pucci, Scalisi no e allontana. Alza il campanile, Spampinato va in difficoltà, Liga ci crede, poi interviene il 14. Batte subito Maltese per Liga che passa su Fuschi che lo limita, poi la palla lì, Sinagra, spinge avanti, interessante, Liga, in aria, Liga, Marra è intervenuto, palla ancora lì, intervento regolare di Marra, Balistreri si è girato, poi Scalisi da fuori! Sul fondo di poca occasione San Giorgio, doppia, bellissima triangolazione fra Sinagra e Liga. Mentre Marra è a terra, ha preso un colpo all'altezza della tibia nel contrasto con Liga che comunque è dolente anche lui, quindi c'è stato questo scontro. Mezz'ora! Dai! Non vogliamo! Mezz'ora! Forza! Fino all'ultimo! Fino alla fine! Mezz'ora! Forte che! Mario! Forte! Forza! Occo giù! Quando abbiamo mollato! Stiamo facendo che devi fare! Forte! E conquistando bene! A terra ancora Marra che urla di dolore. C'è mezz'ora! Alaivo! Spingi! Spingi! Dietro! Non entriamo in campo, mister! Mister! Non entriamo in campo, le ho detto! 30 volte le ho detto, il prossimo è giallo, basta! Si è rialzato Marra ma ancora zoppicante, dolorante. Abbiamo sentito un po' le voci del campo, che è sempre bello, interessante. Infatti non rinvierà Marra perché ancora durante rinvierà Gambino lungo a cercare Mattia Gambino, poi sombrero di Chinnici con un'eleganza paurosa Chinnici e con grande freddezza anche. Se lo può permettere uno del suo calibro e la sua tecnica.
Sinagra ha battuto rapidamente Jantus, ma ha battuto in maniera irregolare. Sempre commovente la curva del San Giorgio. Chinnici per Visconti, che può pure pensare al destro da fuori, largo di 1 metro alla destra di Marra. Ho visto Spazio, non ha esitato Cristian Visconti. Marra, Pucci allunga per Moccero, dentro per Sferruzza e parte in posizione regolare. Sferruzza davanti Sisè, rientra Sferruzza, la riporta sul suo sbaglio, poi Moccero destro deviato e poi ancora Sferruzza dentro, non c'è Moccero a raccogliere, ma ancora una volta il Casteldaccia pericoloso che vuole il gol del 3-0 ma non riesce. Mario, Scalisi, tu hai Jantus! Scalisi! Jantus! Imbucata di Pucci, uscita di Lamin Sisè, che va a rinvio lungo, alto a cercare Balistreri, Prestigiacomo, poi è piombato addosso Fuschi. Questo è l'involontario, cosa c'era fallo su Pietro Balistreri. Chinnici, Scalisi, sventaglia, gran palla a cercare Liga, controllo non bellissimo, poi Pucci sbaglia anche lui, tocco per ultimo, rimessa per il San Giorgio. È tornato attivo, forte il San Giorgio a riaprire la partita. Jantus con la palla sul secondo palo, Camiolo, vediamo se tocca, secondo il direttore, no, rimessa a fondo. Ha rischiato addirittura con me un pasticcio più grosso, Camiolo, che di certo ne interviene in maniera pulita. Moccero, controllo, poi Tricoli spinge in avanti. Sferruzza, fuori gioco di rientro, era comunque intervenuto Alaimo. Chinnici, trovato, gli indica di salire l'omonimo mister. Chinnici fa lo stesso e poi perde la verticale e si appoggia su Scalisi, che vuole cambiare da Liga, che ormai è liberissimo e attivissimo sulla sinistra. Entrò bene in partita Vincenzo Liga, si accentra, vuole il cross teso in mezzo, Balistreri, Marra, messo una gran palla Vincenzo Liga e Balistreri da lì deve essere più cattivo, poi la faccia per Marra, è arrivati in allungo. Non vogliamo! Rinvio di Marra, Moccero risposta da Jantus, poi Chinnici, Maltese non arriva, non passa il pallone, che c'è Fuschi che interviene. Adesso Fuschi, terzino destra tutto campo. Vieni qua, Totò, saliamo! Mettiamole su! Veloce Giorgio! Tricoli, Chinnici, alzi il pallone, non c'è nessuno che va in profondità, ci va Maltese, limitata a Prestigiacomo. Tutti e due incontri attaccanti del San Giorgio. Dai Matti, dai Scalesi! 73esimo adesso, più di un quarto d'ora, poco più da giocare ancora. Di San Giorgio Casteldaccia è ancora 0-2, ancora tutto aperto. Esce molto bene prendendosi un rischio Gambino, poi Sferruzza, manata su Visconti, ma prima il fallo è di Visconti, punizione. Un duello durato tutta la partita, quello tra Sferruzza e Visconti.
Gambino sul pallone. Vanno in pochi in aria del Casteldaccia. Ci sono Moccero, Arcoleo e Sarrozza. Palla a cercare il centro dell'aria, in particolare Arcoleo, ma troppo su Sisè. Che balla in lunghissimo perché partiva Maltese, lo disturba Prestigiacomo che alza il gomito e l'arbitro stavolta l'ha visto. Prestigiacomo era intervenuto così prima, adesso più irruento, e siccome Maltese andava sul pallone l'arbitro fischia, punizione per Yerberesce. Liga aveva chiesto di battere, ma mi sa che ci sono due soluzioni tra virgolette migliori, che sono Visconti e Chinnici. Tra l'altro la Liga Chinnici è una posizione più per un mancino, anche se Visconti ha calciato molto bene nel primo tempo. Vediamo chi va. Sempre il 3 e il 4, Chinnici o Visconti. Barriera enorme del Casteldaccia. Vediamo chi va. Parte Chinnici! Ma dove l'ha messa? Nel 7! Perfetta la punizione di Giorgio Chinnici. Secondo gol consecutivo. Una pennellata, 1-2, c'è un quarto d'ora da giocare, ma che gol di Giorgio Chinnici, golasso, è partita riaperta. Gol splendido di Giorgio Chinnici, è andato lui stavolta, non Visconti. Un quarto d'ora alla fine, eccoli i ragazzi di Filippo Chinnici. Fa valere ancora le capacità balistiche. Mamma mia che punizione. È rimasto ancora immobile Marra, ma qui davvero nessuno avrebbe potuto far nulla. Ancora Ance Chinnici, Prestigiacomo in difficoltà, si fida di Marra e fa bene. Rinvia Marra che si è evidentemente ripreso dalla botta di poc'anzi. Scalisi affossa Arcoleo munizione. Scalisi è andato troppo ingenuo qui. Infatti lo dice Chinnici, mentre giallo per Maltese per proteste. Non era d'accordo forse su questa decisione. 20 minuti, oh! 20! Punizione Casteldaccia, Gambino pennella in aria, Visconti anticipa su Moccero, stavolta è intervenuto sul pallone. Moccero vuole un fallo. Fuschi, Chinnici, vuole battere subito. Permette Gambino che deve allontanarsi. Chinnici, messo in moto da Iantus. Liga, grande spunto su Fuschi. È andato via la grande Liga, poi Fuschi. Rimonta e chiude, però adesso spinge la panchina. Spinge la tribuna dell'Icauli. Calcio d'angolo per il San Giorgio, battuto rapidamente, corto, Liga, 1 contro 1, penetra in aria, poi allontana un inesauribile Saul Pucci. Fatto la partita sporca, ma è quello forse che vuole Tarantino. Palla in aria di Scalisi, sventagliata a cercare Sinagra, poi Balistreri sul fondo. Queste sono tutte sue queste palle. Sono palloni su cui lui si è avventato, però non ha trovato la porta, ha calciato non benissimo. Ora! Forza! Non vogliamo! Non
Chiede sacrificio, chiede sostegno. Chiede di continuare Chinnici. Iantus di testa, non vuole farla passare. Poi Gambino alza il campanile in direzione di Alaimo. Poi Spampinato spazza. Mettiamole su! Visconti. Chinnici, adesso ci chiede tutto il popolo italo-albanese. Gio, giochiamo qua e fai in sovrapposizione, Gio. Matti dentro. Sise. Gio. Iantus. Scalisi, ha spazio per girarsi e servire Chinnici, che vuole insistere su Scalisi. Sventagliata, Spampinato, attento non si a scavalcare. Poi raccoglie questo problema maltese, lo affida a Liga, chiamano il fuorigioco, non c'è, cross di Liga verso Balistreri di Marra con un pugno, palla lì, Sinagra! 2-2, l'hanno rimessi Alaimo, l'hanno rimessi in piedi gli uomini di Filippo Chinnici con tutto il cuore. 2-2 su una palla vagante in aria. A 10 alla fine, con un Liga strepitoso che è entrato in campo alla grande, e tutto nasce da quel traversone. 2-2, l'ha pareggiato il San Giorgio. Alaimo, che era entrato nel primo tempo per cintura, che era costretto al cambio, si è spostato poi a destra. 2-2. Destro di Alaimo incrociato, poi Pucci vuole passare in mezzo a 3, ne salta 2 il terzo, poi Pucci è rimasto di Sava a riprendere, prova a lottare con Chinnici, ancora Chinnici, è un'altra squadra il San Giorgio, adesso non si capisce nulla allo stadio Licauli. 2-2 e ancora 10 minuti più recupero. Follia. Da 2-0 a 2-2. Le posizioni alte della classifica passano da questi momenti, da queste gare. Spampinato di testa su Enesia Planunga, vuole raccogliere la Chinnici che prima deve limitare la pressione di Gambino, lo fa alla grande, poi scarica su Iantus che ha fatto un gran secondo tempo, insiste su Chinnici a proposito di che ha fatto un buon secondo tempo. Scalisi, staccatosi, servizio per Visconti che arriva da dietro, vuole calciare, sicuramente è la scelta più saggia, troppo incattivito a livello agonistico dalla spinta del pubblico e da quella voglia di far gol che Marra gli ha negato sul colpo di testa poc'anzi. Cambio per il Casteldaccia, esce uno strepitoso perché abbiamo elogiato Sferruzza, ma anche Deni Ocero ha fatto una gran prestazione, è andato più volte vicino al gol del 3-0 che poteva chiuderla, e poi quelle occasioni, perché il calcio è uno sport strano, è concreto, pesano ed entra al suo posto Giacomo Graziano con la 19. Credo sia il quarto cambio per il Casteldaccia, sì. Forte! Con ingressi di Gambino, Camiolo, Graziano. Il fallaccio su Chinnici e deve essere ammonito Gambino. Arriva il giallo netto. È Spampinato, sì, quarto cambio e giallo anche per Mattia Gambino. Quanto ha corso Scalisi che chiede l'acqua solamente dopo 82 minuti di gioco. Dopo 1 ora e 20. Va a saltare Visconti, va a saltare anche Iantus, adesso ci muovono centimetri in aria. Perché il calcio è anche questione di centimetri, come diceva Al Pacino in quella maledetta domenica. Lì si riferiva al football, ma il discorso è lo stesso praticamente. 83. 2-2 fra San Giorgio e Casteldaccia. Il San Giorgio l'ha ripresa ed è sempre in parità e la vuole addirittura vincerla. Spinto ai tifosi, va sul secondo palo a cercare Iantus sul fondo di niente, ha messo una palla d'oro Giorgio Chinnici, proprio Andres Iantus è andato a staccare e manda sul fondo. Balistreri richiama il supporto a terra Prestigiaco.
E allora se non può vincere il Castelnaccia, quantomeno vuole portare a casa punti da questo campo difficilissimo, che sembrava meno complicato nel primo tempo, ma perché è stato reso meno complicato dalla prestazione enorme che ha fatto il Castelnaccia e che sta facendo. Adesso questione di energie, questione di lucidità, mentre mi sa che arriva il sacrosanto giallo per Simone Marra. E direi che forse è arrivato anche tardi il giallo per l'estremo difensore del Castelnaccia. La forza, il cuore, il carattere del San Giorgio. Nel frattempo siamo arrivati all'84. Forte! Ennesima palla presa da Iantus in fallo laterale, però. Alza Scalisi questo campanile, Iantus a vuoto stavolta, poi Tricoli gestisce bene Chinnici, male però, e allora occhio l'opportunità per Graziano che ci prova da lontanissimo, alto, vorrebbe la deviazione che non c'è. Pallone regata a Graziano che è andato con fuoco a calciare. Aspetta! Mettila su! Vuole su questo pallone Chinnici e vada il capitano, la Minsisè, Iantus. Palla scomoda, pericolosissima. Arcolo riesce solo a sporcarla e la può conquistare Campo Alaimo, l'uomo al momento del pareggio e l'eroe di questo pomeriggio che non è ancora finito. E qui piomba a terra Camiolo dopo che c'era stato un contatto minimo. Dice che si recupera tutto, indica l'orologio sul suo polso e arriva lo staff medico. Tra Camilo dopo il contrasto con Alaimo. Stanchissimi anche i giocatori a Castelnaccia. Allora è uscito un attimo Camiolo da quel lato e il gioco adesso riprende. È qua che la prendiamo! Sì, 15! Testata di Alaimo che ha fatto un bel secondo tempo. È entrato un po' in sordina in campo nel primo tempo al posto di un cinture che aveva giocato molto bene ma che ha dovuto lasciare il campo e è stato costretto al cambio al primo tempo. Il San Giorgio però ci ha messo un po' Alaimo ma poi è entrato in campo bene con gran carattere e adesso ha fatto anche il 2-2. Iantus rischia ma se la cava passando benissimo su Graziano. Apre su Liga, controlla. Palla che forse è uscita, non secondo l'arbitro, Liga resiste e si passa sempre a Iantus, contro due deve cavarsela ancora Andres Iantus, Pucci a lottare, Iantus a fare il massimo che può, portare a casa un fallo. Ovviamente non sa rispettare la distanza, fa giocare l'arbitro, Liga, vuole puntare, Chinnici si gira, Fuschi, fallo laterale. Palla in verticale su Liga, era indeciso il Brescia arrivare lui o no meno, poi spampinato, non evita la rimessa perché la palla è uscita. E allora ancora San Giorgio a guadagnare metri con la touche, con la rimessa e Chinnici vuole metterla dentro con le mani. Liga protegge, prova a passare, prova lo spunto, viene chiuso. Mentre ci sono altri pressi in campo, infatti per il Castelnaccia che non abbiamo annunciato. Ed è uscito Arcoleo, non Camiolo, adesso ve lo dico. Chinnici lungo, poi Stria a vuoto, Pucci. Poi Scalisi, si coordina, addirittura calcio di piattone. Marra, non era un destro per calciare questo.
però ci ha provato Scalisi. Per il Casteldaccia è entrato Alessandro Consigliere, che prende il posto di mezzala sinistra proprio al posto di un grande Rosario Arcoleo. Spampinati di difficoltà, Fuschi perfetto. Pucci interviene su Balistreri, gran lavoro di Pucci. Camiolo spedisce in avanti per Graziano, Triccoli in vantaggio, poi Pucci raccoglie, prova a gestire, cerca lo spunto, la protegge e va a sinistra dove c'è Camiolo. La rivuole Pucci, si passa da lui, poi intervento di Alaimo che diventa un lancio bello, ottimo per Liga, finta, surplus, poi va al traverso sul secondo palo, Balistreri, Marra, anche se arrivava da quella parte Sinagre. Ancora una volta anche la capacità, l'abilità di indovinare i cambi, che non è una caratteristica banale in un allenatore, perché che non si entra in quel momento. Però anche Sinagre ha fatto una bella partita quando è entrato, tutti hanno del 100%, anche Alaimo, che poi è stato l'artefice il gol del 2-2. Ma passiamo agli ultimi 40 secondi regolamentari, poi recupero, spampinato di testa così in difficoltà Prestigiacomo dietro per Marra, che fa quello che ha fatto per tutta la partita. Rinvio di Marra alla parte sbagliatissima. Fuschi, Pucci controlla di coscia con freddezza perché non è pressato, e poi campanile altissimo. Visconti prova a tenerla, Alaimo ci riesce. Scalisi attaccato, deve mandare in verticale dove non c'è nessuno, raccolta qui, ha sbagliato però Prestigiacomo, Maltese se n'era andato, ma Rimedia spampinato, ha rischiato grossissimo il capitano del Casteldaccia. Al 90°. Recupero. Adesso recupero. Chinnici, cross, è l'ultimo a toccare il 4. No, calcio d'angolo. Sembrava Chinnici e invece opportunità dal calcio d'angolo, tiro alla bandiera per i rossoneri. 5 di recupero. Partita che finirà al 96esimo praticamente. 5 di recupero, 5 per vincerla per il San Giorgio, che è questo che vuole ormai, per tenere il Casteldaccia almeno un punto su questo campo difficile. Chinnici in mezzo, colpo di testa da parte di Visconti, disturbato, fallo di fondo. Marra gli ha levato un gol di testa e non si dà pace. Visconti che è andato a saltare anche qui. Ancora a terra Prestigiacomo, l'arbitro ancora indicato rosso. Marra rinvio. Jantus. Pucci tappa il buco, non basta perché si aspettò l'intervento di Fuschi. Però ancora Pucci a fare la spadaccina, spinina avanti su Sferruzza, che manda in verticale, il pallone stanchissimo, poi segue di Graziano. Potente sull'esterno della rete. Un leggero blackout del San Giorgio che si è leggermente scoperto, e Graziano si rende conto solo adesso della gravità dell'occasione che ha avuto, addirittura di far 3-2. Mamma mia, questo ombrio. Jantus scherza col fuoco, ma se la cava. Va da Chinnici. Visconti, anche lui perde la verticale perché molto spesso ci sono spazi coperti. Chinnici addirittura dietro la Minsise. Scalisi si è allargato, alzi il campanile, non aveva pressione.
poi Fuschi, disturba Maltese, Pucci ancora, altro campanile, sempre su Graziano stavolta, che deve metterla giù, lo aiuta Consigliere, altro campanile, che gioca solamente a te, a palla al volo, perché fa lo stesso Laimo, poi vola di testa Gambino, non si sa chi deve intervenire, interviene Fuschi, interviene male, adesso c'è tanta stanchezza, Gambino porta avanti, Chinnici prova a sbilanciarlo, Gambino però è più fresco di lui, va in verticale, una palla interessante per Graziano, Sise, uscita puntuale. La palla è lunga. Alaimo, centra per Balistrei, troppo su Spampinato, Balistrei oggi in difficoltà per avuto le occasioni. Gambino, Jantus, controlla lui, dall'altra parte arriva Sinaga, cambia palla di Jantus, cambio di testa, in qualche modo la palla è ancora viva, è ancora in campo e vola il corner. Mattia Sinagra gli dice di aspettare. Alaimo, calcio d'angolo, gli dice di aspettare anche Balistrei, anche perché c'è Maltese che si sta allacciando lo scarpino. Adesso sono tutti dentro, Liga al limite, dietro rimangono solamente Jantus e Scalisi. All-in per il San Giorgio, che non accetta questo risultato, e questo è il bello del calcio, e questo è il bello di chi rincorre una squadra che era 2-0 sopra. Chinnici attraversa sul secondo palo a cercare Balistrei, poi la palla è lì per Maltese a controllo di Coscia, vuole girarsi Maltese, vuole sostenni, 94-30, Maltese dentro per Liga che sbuca, Liga stoppa, vuole saltare Pucci, rientra ancora, ha perso l'attimo al cross sporcato da Gambino, insiste ancora Vincenzo Liga, si gira, prende l'esterno e poi è bravissimo Gambino a foglia Gambra addosso. Urlano è finita dalla panchina del Casteldaccia. Grazie, non ancora rispetto per l'occasione di poc'anzi. Giallo per Piero Tarantino. Ancora 30 secondi a giocare. Spampinato lungo, Jantus con l'esterno, vediamo che è l'ultima azione di questa partita. Pucci, Fuschi, lancio a cercare Sferruzza sempre lì contro tutta destra del San Giorgio, Visconti allontana, raccoglie Consigliere, poi Jantus trova un compagno e quel compagno è Sinagra che prova ad andare, Scalisi in verticale, una palla buttata via. Troppa fretta solamente Scalisi che si è sentito attaccato. Mara aspetta ancora tanto e dice che basta così, è 2-2 fra San Giorgio Piana e Casteldaccia, e gli applausi e gli cauli sono la cosa più bella, perché un Casteldaccia romantico nel primo tempo con la doppietta di Sferruzza che aveva portato in vantaggio i suoi dopo 4 minuti su calcio di rigore, poi aveva raddoppiato su un errore della difesa del San Giorgio. Il Casteldaccia sta per compiere un'impresa 2-0, ma il San Giorgio in difficoltà ma con tanta sfortuna anche nel primo tempo è riuscito a ritrovare la via giusta, il calcio che vuole Chinnici, soprattutto l'approccio, l'umore che vuole Filippo Chinnici, e ha trovato 2 gol e trovano un punto che lo proietta al momento al 6° posto con 12 punti, aspettando ovviamente gli altri risultati e aspettando questa fatidica partita con l'Oratorio Marineo. Ovviamente vedremo dal punto di vista burocratico come ci si comporterà. Fatto sta, il San Giorgio è riuscito a strappare a questo punto un punto al Casteldaccia con grande carattere e voglia di far bene, di portare punti a casa. Un grazie da Federico Aldarella, alla prossima da Sport Easy.